Buongiorno e ben ritrovati per questa nostra nuova puntata di 7 in punto. Questa mattina facciamo un'analisi del Veneto presente e futuro dopo, devo dire, un lungo periodo attraversato da molte situazioni difficili, la crisi economica, la questione dei migranti, le popolari venete, insomma ce n'è un po' anche gli PFAS che hanno creato un grandissimo allarme in Veneto, ma anche un Veneto che presenta sempre storie di eccellenza. Con me questa mattina con piacere c'è Alessandro Russello, il direttore del Corriere del Veneto, che saluto e cui do il benvenuto. Buongiorno a tutti. Buongiorno e grazie di essere venuto con noi questa mattina, di esserti prestato ad analizzare una situazione che diciamo ha molte facce. Siamo una regione che cerca l'autonomia ma che perde i pezzi e che ha attraversato veramente la sua notte in questi ultimi anni, appunto citando le tante cose che sono successe, la crisi economica, la chiusura delle aziende, i suicidi, le banche. Come lo vedi tu il Veneto di oggi? Come guarda al futuro? Positivamente o con qualche ammaccatura? Beh, insomma, il Veneto è una terra di frontiera, non tanto solo di frontiera geografica. È una terra di frontiera perché rappresenta tutto ciò che di nuovo e anche di innovativo e di contraddittorio allo stesso tempo c'è oggi nel mondo. È una delle terre più per certi aspetti che hanno faticato di più per venire a galla, per trovare un po' di benessere, si sono fatte molto del male per farsi del bene, il paesaggio, il territorio, però è diventata una terra ricca che dopo con la grande crisi naturalmente, essendo cresciuta più degli altri, più si va in alto, più il tonfo è maggiore se si cade. Per cui il Veneto rimane comunque una regione molto interessante sotto il profilo delle performance economiche, perché il Veneto ha un PIL tra i maggiori d'Europa, è un PIL superiore ai land della Baviera, ha aziende innovative, ha un export che viaggia ai massimi, dopodiché ha anche la parte nera, la parte oscura della medaglia, che è quella di una terra dove al di là dell'export ha un mercato interno che ha patito da settori chiave fondamentali per l'economia come le costruzioni, l'edilizia, che a loro volta trainano il settore del mobiliere, della casa e tutto ciò che ha a che fare. Quindi questi settori sono andati in crisi, c'è una parte di Veneti che sta male, c'è quindi una doppia narrazione che un po' rispecchia, diciamo così, un po' tutto il mondo. L'America di Trump con la provincia e l'America più evoluta e innovativa sulla costa. Siamo all'epoca delle grandi contraddizioni. No, sai, ma sono le contraddizioni di una globalizzazione dove non tutto è negativo, non tutto è positivo e dove però rimane una sorta di, diciamo, di terra di sopra. Dove le cose, c'è l'innovazione, la costa, le start-up, il PIL, la crescita. Ma se dovessimo fare una piramide, secondo te questa terra di sopra quanto peserebbe rispetto alla base? La terra di sopra è quella che sta, voglio dire, il mondo di sopra, chiamiamolo così, il mondo di sopra e il mondo di sotto, dove ha porte girevoli però. C'è un mondo di sopra ricco, evoluto, che guida le economie nel bene e nel male, e c'è un mondo di sotto che subisce questa, no, come è sempre avvenuto del resto, quindi quasi non esiste né più destra e sinistra, esistono questi due mondi a porte girevoli dove se uno perde il lavoro scende, se lo riacquista sale. È molto curioso come fenomeno ed è il fenomeno legato alla globalizzazione che ha portato un 30% di mondo che prima era povero ad essere forte e di conseguenza, per il principio di vasi comunicanti, a portare noi in Europa, nei paesi, nelle democrazie, nei capitalismi più maturi, invece a subire il colpo della crisi e quindi a stare peggio di quanto si stava prima. E chi sta peggio di quanto stava prima vuol dire che non sta bene. Al di là degli egoismi ci sono invece situazioni drammatiche di famiglie che non hanno, giovani che non trovano posto di lavoro, cinquantenni che non hanno posto di lavoro, e poi c'è il contrario, ci sono fabbriche come la Carraro, aziende come la Carraro che non trovano 70, 80, 100 persone, ma non solamente la Carraro. Quindi il problema è, chiudendo, che bisognerebbe cercare di armonizzare questi due mondi, che non è assolutamente facile. Il Veneto è un po', secondo me, la metafora
di tutto questo. È un paese di frontiera che rappresenta un po' questi mondi. Ecco, il grande scandalo delle Popolari Venete ha però tolto il coperchio ad un Veneto anche un po' massone, no? Nel senso che governato anche da poche famiglie potenti, alla faccia del piccolo e bello, insomma in realtà abbiamo visto che i nomi che sono girati anche tra i grandi debitori, le persone che avevano più investito all'interno delle banche, erano i volti noti della nostra imprenditoria e dentro ad un sistema che sicuramente aveva dei grigi se non dei neri piuttosto evidenti, al di là del mancato controllo e dello scandalo di Consob e Banca Italia, che pare non si parlassero nemmeno tra di loro, confrontandosi sui dati delle realtà di questi due istituti. Ecco, quello ha mostrato un Veneto che ha sofferto, ovviamente adesso sta soffrendo moltissimo perché il danno è milionario, è ultramilionario. Miliardario, senz'altro. Però un Veneto che forse deve cambiare anche il suo modello? Il Veneto dal punto di vista della finanza è stato sempre perdente. Abbiamo perso tutte le banche, è stata persa l'Antoniana. I Veneti, la classe dirigente imprenditoriale che ha voluto fare banche in Veneto, voglio dire, ha fallito. Ha fallito prima con l'Antoniana, ha fallito con le Popolari, anche se poi quindi ci sono delle responsabilità precise da parte della classe dirigente imprenditoriale che ha guidato le banche, che era formata proprio da banchieri e da imprenditori. C'è da dire che è avvenuto tutto questo in 8 anni di crisi, quindi è anche vero che, ma ovviamente non giustificherei mai ovviamente tutto quello che è avvenuto, ma per capire quello che è accaduto non si può solamente imputare a degli uomini delle responsabilità che, ripeto, ci sono. È un mix di 8 anni di crisi, ed è un fallimento non solo tanto delle banche, è un fallimento anche dell'impresa veneta, perché fare il capitalista e l'imprenditore con i soldi delle banche e degli altri è un po' più facile che farli con i propri. Allora è chiaro che si va in banca, capisci, a prendere anche dei soldi, però voglio dire, le banche, e non solamente le banche che sono fallite, tutte le banche hanno perso un sacco di denaro, perché li hanno prestati agli imprenditori, non a tutti peraltro, ma li hanno prestati a tanti imprenditori, agli amici degli amici, ma anche voglio dire, alle persone conosciute e meno conosciute, pensando che, voglio dire, la crisi sarebbe finita, che comunque ci saremmo salvati. Di fatto, voglio dire, tanti imprenditori sono falliti e hanno portato dentro le banche i cosiddetti NPL, i crediti deteriorati. Quindi voglio dire, è un mix di responsabilità. Indubbiamente chi ha condotto queste banche, perlomeno al di là dei profili penali che vedremo se usciranno, aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza, secondo me c'è un grande errore imprenditoriale. Hanno sbagliato imprenditorialmente. Tenere azioni a 62 euro quando le azioni delle altre banche quotate in borsa erano a 4 è un'azione, voglio dire, dal prezzo autistico, impossibile. Forse si pensava che le Popolari sarebbero state tenute sotto una cappa, no? E invece questo non è accaduto. Perizie sulle stime delle azioni. Con un costo per lo Stato altissimo, siamo sopra i 17 miliardi in questo momento. Noi parliamo delle banche toscane, intanto voglio dire per le banche venete, e questo ogni tanto qualcuno lo dimentica perché non stiamo parlando di banche meridionali, stiamo parlando di banche di imprenditori veneti, dai nomi, dai cognomi molto veneti. Come finisce secondo te questa commissione parlamentare? Riuscirà ad arrivare a un qualche risultato? La Procura ha già manifestato più volte le difficoltà operative appunto per individuare le responsabilità. Beh, adesso si apriranno i 2 processi, delle 2 banche, Veneto Banche, uno addirittura in un teatro a Vicenza, si dovrà affittare un teatro per contenere. Ma come anche finirà? Roma 4.000 sono le persone che hanno chiesto di aderire come parti civili. Sì. Le commissioni parlamentari, io sinceramente dalle commissioni parlamentari in tutta la storia, in tutti gli ultimi decenni della storia d'Italia non ho visto partorire nulla. Prima ancora delle commissioni parlamentari io penso che il compito spetti alla magistratura e lì appureremo le responsabilità. Io vedo tante parti offese, tante vittime, tanti soldi che sono stati, diciamo così, persi da tutta gente che
non aveva capito una cosa, non gli era stata fatta capire una cosa. Il Veneto, quando nella civiltà contadina, quando metteva i soldi in tasca, diceva metti i Sky in banca, la sua tasca, la banca la considerava la sua tasca, perché riteneva che le sue azioni, soprattutto quelle date alle popolari che nascono come casse mutue, come casse peote, cioè il grande credito cattolico, no? La finanza cattolica orizzontale quindi era una certezza, il killeraggio, voglio dire, è stato fatto sotto questo profilo, aver imbrogliato decine di migliaia di anziani, di poliziotti, di dipendenti comunali, di piccoli imprenditori propri, cioè di persone che non avevano capito che non era un'azione di rischio. E questa è stata la grande colpa di tutto il management delle banche, che quando dovevano ricapitalizzare, perché la BCE chiedeva la ricapitalizzazione, dovevano andare a prendere i soldi da chi? Sono andati a prenderli da tutti, facendo i moduli, no? Facendo compilare i moduli, i MiFID, i moduli con un contadino diventava ingegnere, esatto. Voglio dire. Ecco, io penso che siano saliti su un treno a 1000 all'ora e non abbiano avuto il coraggio di fermarsi. E soprattutto chi conduceva questo treno ha fatto degli errori perlomeno imprenditoriali, perché comprare banche e aprire sportelli quando tutto il mondo chiudeva gli sportelli, quello è un errore imprenditoriale. Ingrandirsi, fare a gara a chi diventava tra Veneto Banca e Popolare di Vicenza la banca più grande, né? Ecco, quelli sono errori perlomeno imprenditoriali. Poi c'è tutto l'aspetto di come i funzionari, i direttori di banca, più o meno volontariamente o sotto ricatto, hanno convinto decine di migliaia di persone a sottoscrivere azioni molto ballerine e dubbie allora. Poi abbiamo visto che fine hanno fatto. Tutto questo è quello che abbiamo citato. In questi giorni è uscito la solita fotografia dell'Istat del nostro paese, in cui si parla di un paese in cui si pronuncia questa parola, rancore, e sfiducia sostanzialmente significa, no? Qui in Veneto diciamo che le abbiamo viste tutte, la questione dei profughi l'abbiamo vissuta in maniera pesante, la questione delle banche l'abbiamo vissuta in maniera pesante, la questione della crisi e non ultima la questione dell'inquinamento da FAS che ha creato un allarme su una vasta area del territorio. Questo peserà politicamente nelle urne, abbiamo visto anche l'ultimo referendum sull'autonomia, il Veneto si è lanciato in massa a votare, nonostante tutto, nonostante voglio dire anche la Lombardia che ha una percentuale di voto di solito molto alta abbia fatto molto meno. Prossima volta, anche alla luce di quello che è successo in Sicilia, Ostia, abbiamo visto questi 30% di votanti, sono molto spaventosi, no? Beh, c'è una doppia narrazione di questo paese, va tutto bene, anzi meravigliosamente bene, e i dati sono positivi, il PIL cresce, voglio dire, alcuni indicatori... È la governativa, no, diciamo così. No, la governativa, ci sono i dati, che sono chiarissimi i dati. I dati sono dati, non sono né governativi, devono essere chiari. Anche qui no fake news. Guardiamo i dati, prendiamoli, ci sono quelli positivi e quelli negativi. Mai come negli ultimi mesi, come nell'ultimo anno l'Italia e il Veneto in particolare, ha avuto una ripresa così chiara. È ovvio che mentre noi raccontiamo questa ripresa, Artigiani di Vicenza è una delle province più ricche e produttive d'Europa. Conferenza stampa di Confindustria, mai andati così bene. Export a 1000, PIL eccezionale, siamo bravissimi. Confartigianato, PIL eccezionale. Dopo chiaro ci sono delle sacche, come dicevo prima, è un po' a macchia di leopardo questa situazione. Ma è il dubbio che le cose stanno andando meglio, ma ci sono talmente tanti anni di crisi, ci sono stati messi tanti morti per terra e c'è una situazione talmente, così ripeto, a macchia di leopardo, non netta, non chiara, dove c'è molto che funziona ma molto che ancora non va bene, che fa propendere la gente per una visione negativa. I giovani, certo, tutta negativa la visione di giovani, ma non è vero neanche questo, perché si dice che i giovani fugano. A me non risulta che tutti i giovani fugano, i giovani fanno esperienza, i giovani escono e vanno come uno andava da Zelarino a Milano 40 anni fa. Oggi i giovani vanno a Londra. Dopo è chiaro che se prendiamo un giovane e pretendiamo di pagarlo 300 euro al mese,
Voglio dire, un Questo giovane è un con dibattito serio due che master, bisognerebbe fare. quegli imprenditori dovrebbero perlomeno vergognarsi, e sono gli imprenditori, non tutti, per carità, quindi voglio dire, smettiamola di accusare anche la politica, che ha tutte le sue responsabilità ed è sempre più liquida, ma le responsabilità di un paese non nascono in un Parlamento, nascono nei territori, nelle fabbriche, negli ospedali, dappertutto. Quindi un minimo di responsabilità di questo paese ipergovernativo e che non accetta alcuna riforma, forse noi dovremmo anche prendercela. Sono d'accordo con te, qualcosa bisogna cambiarlo e soprattutto bisognerebbe che trovassero almeno un po' di concordia sui massimi sistemi, sulla forma del paese che su cui dobbiamo tutti quanti vivere, perlomeno se deve avere le province, non le deve avere, se deve essere federalista oppure no, se dobbiamo essere presidenzialisti oppure no, insomma su questo bisognerebbe almeno essere d'accordo, darebbe una gran mano sapere in che paese si è per affrontare anche il futuro. Io concordo anche sulla visione che ci hai presentato di un paese e di un Veneto particolarmente che è sempre diverso dal resto del panorama nazionale, che vede più rosa, che tende a non guardare le cose pessimiste, non guardare il lato oscuro e lanciare il cuore oltre l'ostacolo e cercare di andare avanti. Non a caso sull'innovazione e anche su storie di cambiamento, penso ai vertici della FIOM a cui è andato un leghista, cioè noi siamo un modello che cambia anche nell'indifferenza del resto del paese che forse non ci vede per come noi siamo. Penso però che forse servirebbe qualcosa in più. Beh, il Veneto sta ponendo un problema assolutamente giusto, e non solamente per il Veneto, che è il grande problema di una riforma federale. Il Veneto è attorniato da regioni a statuto speciale. Il Veneto ha, voglio dire, un residuo fiscale alto, non alto come quello della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, ma alto lo stesso. È comunque una regione virtuosa, è comunque una regione civica, dove c'è civismo, con tutti i suoi difetti, ci facciamo anche del male spesso. Ce la daranno questa autonomia chiesta. E quindi il tema non solo del Veneto, non solo del Veneto, della questione settentrionale esiste, che va da Torino fino a Trieste, prendendo l'Emilia-Romagna, una parte di centro Italia, che è la dorsale produttiva del paese, quella che è allineata ai PIL e alle innovazioni delle aree più veloci e più interessanti dell'Europa. Ma se esiste una questione meridionale forte, esiste ancora, purtroppo, anche se qualcosa sembra che ogni tanto si muova, ma la situazione non mi pare così rosea ancora, c'è una questione settentrionale che va assolutamente affrontata dal governo, che è il tema della burocrazia, è il tema dell'estrema pressione fiscale, è il tema del dover dare ai paesi e alle regioni che trainano una nazione forme non di stradine di campagna, ma di autostrade, non di cemento, ma i materiali per riuscire a creare ricchezza, per riuscire a creare PIL, naturalmente nella conservazione del paesaggio, del territorio, della bellezza, del turismo, di tutta quella economia materiale e immateriale che è la nostra unica risorsa aurea, perché non ne abbiamo altre, capito? Ecco, quindi la questione settentrionale esiste, va affrontata, non so se questo governo ormai riuscirà a farlo, ma finora nessun governo né di centrosinistra né di centrodestra, soprattutto il centrodestra che con la Lega avrebbe dovuto e potuto, quando era il governo, fare qualcosa, ha avuto mai il coraggio e la possibilità di affrontare una vera riforma federale, perché evidentemente il consenso conta troppo, per cui andare a toccare regioni come la Sicilia, l'Alto Adige, il Friuli, nessuno va a toccarle quelle regioni. Abbiamo una piccola pausa pubblicitaria, poi chiederemo al nostro direttore cosa ne pensa appunto su questa autonomia. Io dico sempre, Milano ha avuto l'Expo ed è stato veramente qui in Veneto non abbiamo avuto questo evento, no, che ha cambiato l'aria, dire va sì, andiamo verso un futuro rosa. Abbiamo l'autonomia che è stata un po' il momento in cui di riscatto, di ripartenza della regione, guidata da Luca Zaia. Cosa farà Luca Zaia prossimamente? Tra pochissimo sentiremo qual è il parere del direttore del Corriere del Veneto. Ci vediamo tra poco.
Eccoci qui questa mattina per parlare un po' di scenari veneti con il direttore del Corriere del Veneto, Alessandro Rossello, che ci è venuto a trovare ed è un'occasione anche per riflettere a tutto tondo su quelli che sono appunto gli scenari che abbiamo davanti, scenari che anche sono politici, perché ormai le elezioni sono imminenti, vedremo una lunga campagna elettorale, ci sono tra l'altro anche elezioni locali molto importanti, Treviso, Vicenza, insomma abbiamo realtà che vanno al voto anche a livello territoriale piuttosto importanti, e poi c'è il grande punto interrogativo sul destino futuro di Luca Zaia e se verrà chiamato come risorsa di un centrodestra che a quanto pare può avere dei numeri da giocarsi, soprattutto al nord, oppure se continuerà a rimanere il presidente della Regione Veneto. Niente, una risposta complessiva. Luca Zaia ha sempre detto che vuole rimanere qui per riuscire ad ottenere quello sostanzialmente a cui lui tiene più di tutto, cioè l'autonomia del Veneto. Quindi questa è penso che su questo sia sincero. Dopodiché, tutte le volte che sono uscite delle voci, va a fare il ministro, va a fare candidato premier, eccetera, lui le ha sempre respinte. Certo, potrebbe andare benissimo a fare il ministro, non so se il candidato premier, un leghista che fa il candidato premier in Italia, io non penso che non sia possibile, anche perché hai fatto la faccia dura per 50 anni nei confronti di tutto il centro-sud, quindi andare a chiedere un premierato. Poi Zaia è una persona anche per certi aspetti più morbida, più moderata, sì, almeno apparentemente, perché voglio dire, e quindi Zaia in questo momento si sta giocando questa carta importante. Chiaramente lui chiede, il Veneto sta chiedendo in questo momento, chiederà i 9 decimi che voglio dire non otterrà mai perché sono incostituzionali, e se venissero dati i 9 decimi al Veneto, voglio dire l'Italia andrebbe in default, ma non solo al Veneto, poi dovrebbero darli a tutti. Già voglio dire il Veneto, ripeto, è attorniato da una serie di regioni a statuto speciale al nord, ma poi anche al sud ci sono regioni a statuto speciale che mi sembrano un anacronismo incredibile dopo 70 anni. È incredibile che un insegnante debba essere oggi, il dicembre, 6 dicembre del 2017, un insegnante di Trento debba prendere un terzo di soldi in più di un insegnante di Belluno o di Caltanissetta Io sorrido perché il direttore ha fatto fatica a dire la data. È vero che i giornalisti sanno benissimo che ora è, perché hanno tutte le scadenze, ma il giorno dell'atto però l'ho indovinato. Per cui voglio dire è una battaglia quella sull'autonomia non facile. La stanno facendo anche la Lombardia e l'Emilia Romagna, lo sta chiedendo la Liguria, cioè tutti a questo punto stanno chiedendo autonomia. La morale è, politicamente è tante autonomie, nessuna autonomia. Io penso che, voglio dire, Zaia non vorrà portare a casa poco, il governo non gli darà tanto, in questa legislatura forse si andrà a una forma di indirizzo per la prossima, diciamo così, governo, che secondo me non so neanche se avremo, perché mi pare che con questo sistema elettorale io sono per il maggioritario secco, quindi voglio dire, anzi un maggioritario corretto col proporzionale per avere qualcuno che governi alla fine, perché alla fine quando non governerà nessuno, Zaia non andrà a parlare. Però che tristezza che non si siano messi d'accordo nemmeno sulla legge elettorale. Questo è un paese... È stata una cosa drammatica per il paese. Questo è un paese irriformabile, è un paese in cui la politica ormai non lavora più per il paese, ma per la propria sussistenza. Bisognerebbe tornare agli anni della guerra, o agli anni della guerra in cui è stata fatta la Costituzione. Ma tutto sommato la nostra guerra l'abbiamo passata in sì, questi vabbè, anni di crisi. ma con i morti per terra le regole le scrivi un po' meglio, perché con i morti per terra, voglio dire, crei dei sistemi, voglio dire, ti chiudi in un conclave, come quando eleggi un papa, e torni fuori con una soluzione. Evidentemente non siamo presi così male da poter uscire con una soluzione che possa portare questo paese ad avere un governo. Per carità, è successo in Germania, e succede in Spagna, succede da noi. Ovunque. Cioè, evidentemente c'è una sorta di liquefazione della politica, e l'Italia è diventata tripartita rispetto al bipolarismo, no?
Però è indubbio che quando si fa una legge elettorale tutti vogliono fare una legge che serva a se stessi e in qualche modo danneggi gli altri. Per cui alla fine che legge vogliamo che legge può venire fuori? Leggi elettorali di veti e controveti, dove vincono tutti e non vince nessuno e dove non viene governato il paese. A proposito di veti e controveti, perché abbiamo solo 5 minuti e almeno a volo d'uccello vorrei affrontare un po' anche alcune delle altre questioni. La questione dell'ospedale di Padova, a proposito di non mettersi d'accordo su niente, neanche sul minimo sindacale, è una vicenda, è ancora una storia aperta, che però è emblematica, no? di un modo di procedere che veramente fa inorridire, penso, i cittadini che non vedono, nemmeno intravedono una soluzione. Eppure questa potrebbe essere il nostro Expo, perché effettivamente l'ospedale di Padova e la sua università muovono un sistema anche economicamente veneto che è enorme. Come l'abbiamo risolto l'ospedale di Padova? Alla democristiana. Voglio dire, ma poi i democristiani hanno fatto anche cose buone, voglio dire. Assolutamente. Come l'abbiamo risolto? Alla democristiana, un ospedale di qua e un ospedale di là. L'ho detto Flor l'altro giorno, l'amministratore delegato dell'azienda ospedaliera, ha detto: guardate che fare un solo ospedale che dentro a tutto si spendono 100 euro, fare 2 ospedali divisi se ne spendono 200. Ovviamente sto parlando qui parliamo invece di centinaia di milioni di euro, parliamo di 2 miliardi, o meglio, parliamo di 600-700 milioni con un unico ospedale, parliamo di una cifra quasi raddoppiata per farne 2. Dopo è evidente che non puoi lasciare un buco in centro a Padova, anche perché tra l'altro quella è tutta un'area a vocazione sanitaria e quindi dovresti comunque fare cose sanitarie. Però alla fine ci si è messi d'accordo così, un pezzo di ospedale di qua e un pezzo di ospedale di là. Ecco, io magari spendendo naturalmente più soldi, tutti saranno contenti, ma saranno contenti perché ci abbiamo messo sopra un bel mucchietto di soldi per stare tutti contenti. Quindi a questa soluzione tu ci credi? Ma la soluzione, voglio dire, bisogna Padova, voglio dire, Treviso, Verona, Mestre, tutti hanno avuto Padova, che doveva essere la capitale sanitaria del Veneto e uno degli hub più importanti d'Italia, voglio dire, non è stato fatto nulla. Chi è passato in tutti questi anni dovrebbe prendersi le sue responsabilità, ok? Per cui chi è stato sindaco, chi è stato governatore, chi è stato cioè tutti hanno delle colpe, quindi vanno attribuite a chi c'era e chi non è riuscito in 20 anni a portare un progetto di ospedale per questa città. Ci sono nomi e cognomi, la gente li ha votati e non li ha votati, bisogna chiedere a loro perché non è mai stato fatto un ospedale in questa città, un ospedale peraltro regionale. Noi lo scriviamo ogni tanto, qualcuno si arrabbia, ma gli errori, come la gente si prende gli onori quando viene eletto, deve prendersi anche gli oneri. Non c'è un ospedale a Padova. Dopo 20 anni prendiamo tutti i nomi, facciamo una bella, non fake news, ma noi facciamo una bella indagine, raccontiamo bene tutto quello che è accaduto, cerchiamo di capire il perché e forse avremo una risposta. La morale è che, ripeto, avremo un ospedale alla Democristiana, ce ne avremo 2, ok? Per non scontentare nessuno, per fare andare tutto ad ama, per partire finalmente. Ecco, bene da una parte, non bene dall'altra. Ma chiudiamo, visto che abbiamo un minutino. Ho visto che avete dato un sacco di spazio nel vostro giornale a questo capitolo della finanziaria nazionale che riguarda il Parco del Delta del Po, che è, diciamo, uno dei gioielli del Veneto che non decolla mai. Anche questo, pare sempre che ci sia la fase di decollo, questo cambiamento di un parco nazionale, anche se è una situazione anche questa un po' democristiana, anche se anch'io penso che i democristiani abbiano fatto grandi cose come anche altri partiti della Prima Repubblica. Cosa cambierà? Finalmente decollerà questo parco? Guarda, bisogna avere una palla di vetro, cristallo. Una palla di cristallo. Innanzitutto cominciamo col dire che il parco del Delta del Po è per l'80-90% in territorio veneto, il resto in Emilia-Romagna, ma di fatto l'Emilia-Romagna lo ha sfruttato sempre molto meglio di noi, cioè del Veneto. E bisogna anche farsi questa domanda: come mai l'Emilia-Romagna con il 10-20% del parco si è appropriata di questo parco, capito? Il problema, voglio dire, è quello delle leggi, sono perfino relative, certo servono le leggi,
Ma voglio dire, dipende da noi, dipende dalla nostra capacità, questa è una ricchezza, parliamo di turismo, parliamo di paesaggio, dipende dalla nostra capacità di raccontare le cose, di saperle raccontare, di saperle organizzare e alle volte anche di cedere un po' di sovranità, senza fare 24, no? Voglio dire, soggetti, parchi. Cioè, devo chissà che sia la volta buona. Ho finito il tempo alla nostra disposizione. Con questo augurio anche per il futuro del Veneto saluto e ringrazio Alessandro Russello di essere stato con noi. La prossima storia è la storia di un'azienda che ci parla anche del nostro Veneto e di noi consumatori. Lo racconta Roberto Guidetti tra pochissimo. Arrivederci e grazie.